Quanto vale economicamente la cultura per un territorio che vanta il maggior numero di turisti in Italia? In Veneto il 6,3% del prodotto interno lordo. La cultura insomma fa ricca la regione con un giro d'affari che, considerando il valore aggiunto di tutta la filiera, supera gli 8 miliardi di euro. Fuori dal Teatro Olimpico, partendo da queste cifre, è iniziata la campagna del PD e delle liste civiche di centrosinistra per salvare il comparto dai tagli previsti dalla legge di bilancio che approderà in Consiglio regionale la settimana prossima. La cultura è ricchezza per il Veneto, per una regione che ha musei, monumenti, teatri, orchestre. È assolutamente inaccettabile che la legge di bilancio preveda soltanto 4 milioni e 9, quando regioni come l'Emilia-Romagna a noi vicine investono quasi 30 milioni di euro. Il bilancio 2016 e la denuncia riduce il finanziamento al livello più basso degli ultimi 10 anni, lo 0,04% dell'intero bilancio. Noi vogliamo lanciare un appello non soltanto alle associazioni e alle realtà culturali venete, ma vogliamo fare un appello ai cittadini veneti che difendono la cultura, che difendono il patrimonio culturale di questa regione straordinaria, che è la regione più visitata d'Italia proprio perché ha monumenti, ha strutture straordinarie. La controproposta è raddoppiare le risorse: 10 milioni di euro, 2 euro per abitante. Ogni euro investito in cultura e turismo ne restituisce al territorio 21, ma lo capisce chiunque, perché il commercio, l'artigianato, sicuramente l'industria alberghiera si fondano su questo rapporto.